Colpo gobbo dello Sturla che al Sanguinetti di Quarto Alto supera la Resistente per 2-0. Grazie a Replayer riviviamo tutte le emozioni del match a partire dal primo squillo locale con la conclusione di Baratti che termina alta sopra la traversa. Alla mezz'ora la Resistente trova il vantaggio ma l'arbitro annulla il gol per la posizione di fuorigioco di Lograsso pescato in area da Napello. Ancora Resistente in avanti, ma Marchiano disinnesca la conclusione di testa avversaria e sulla ribattuta c'è un contatto dubbio in area su cui il direttore di gara lascia proseguire. 5 minuti più tardi Crozza scappa sulla sinistra e calcia, ma il tiro non inquadra la porta difesa da Pittaluga e allora via con le immagini fino ad arrivare all'8° del secondo tempo, quando sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra è Gargiulo, il più veloce di tutti a raccogliere il pallone, insaccare. Alle spalle di Pittaluga è il gol che vale il vantaggio bianco-verde. Padroni di casa galvanizzati dal gol che cercano il raddoppio, prima Pittaluga respinge su Zinari, poi l'arbitro annulla la seconda rete di giornata, stavolta per un fallo di mano nel cuore dell'area di rigore. Negli ultimi minuti di gara la Resistente va vicinissima al pareggio, la trivela di Scarrà pescato sulla destra da un compagno si stampa clamorosamente sulla traversa, poi Ermenegildo al 93° da posizione defilata incrocia la conclusione che però si spegne a lato. L'ultima azione della partita è anche quella che inchioda il risultato sul 2-0 perché Zingaro su punizione trova l'incrocio dei pali, vittoria importante per lo Sturla che scavalca in classifica proprio la Resistente e vola a quota 7 punti.